Per cortesia prendiamo posto così cominciamo. Allora, benvenuti a tutti, a nome, diciamo così, del Radio Volley, di tutto il gruppo Terraglio. Io per intanto vi ringrazio intanto di essere venuti qui, perché fa sempre piacere avere un momento in cui ci possiamo vedere tutti, anziché in maniera parcellizzata, squadra per squadra. È l'occasione per fare gli auguri di Natale, ma insomma, a prescindere da questo, lo scorso anno avevamo saltato questa presentazione, insomma, mi fa piacere che abbiamo ripreso a farla. Allora, prima di tutto presento qui i nostri ospiti. Al mio fianco Davide Giorgi, che è il presidente della Polisportiva Terraglio, ma in sostanza del gruppo Terraglio di cui anche la Terraglio Volley fa parte, che adesso ci dirà qualche parola, e ringraziamo in modo particolare la presenza dell'assessore Venturini, che è l'assessore del Comune di Venezia, con un tale numero di deleghe che leggerle tutte, mi chiedo se ci sono anche altri assessori oltre a lui, voglio dire, insomma, comunque alla coesione sociale, al lavoro e molte altre che eventualmente non possiamo anche soprassedere. Allora, io cederei la parola a Davide per fare così un'introduzione, un saluto, poi se l'assessore vuole dire qualche cosa e poi riprendiamo noi. Prendi questo. Grazie Davide. È doveroso oggi esserci per due motivi. Uno perché quest'anno, penso più di altri anni, il volley festeggia dei record oltre che dei risultati. Delle varie sezioni della polisportiva voi siete ormai la più numerosa. Avete raggiunto livelli altissimi di numero, e non solo di numero ma anche di qualità. E questo grazie, e lo faccio, non lo faccio per forma, perché sentito, grazie al lavoro che gli allenatori hanno fatto, chi come Davide ci mette il suo impegno, il suo tempo libero, grazie a Marco e a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, allenatore o dirigente hanno partecipato, perché questo risultato è veramente un risultato che c'ha ormai, se prima c'era qualche dubbio, proiettato come la prima realtà il volley qui a Mestre. E quindi una grossa soddisfazione. La seconda è che la qualità del lavoro che state mostrando, e questo mi rivolgo agli allenatori, è veramente ottima. Il nostro progetto, questo mi rivolgo ai genitori, è un progetto educativo prima di tutto, dove utilizziamo uno strumento come quello del volley che poi ci accomuna a tutti, mai compreso, che ci appassiona moltissimo, ma che ha come obiettivo quello di far crescere le nostre ragazze. Sono menti sani e oggi ce n'è tanto bisogno, sono menti sani e poterle poi vedere crescere anche dei risultati. Abbiamo una buona prima squadra, speriamo che si impegni e continui a ottenere buoni risultati, ma nonostante questo l'anno è cominciato molto molto bene. Quindi io volevo ringraziarvi a nome di tutto il Terraglio, che come ben sapete ormai è una realtà molto articolata di diverse discipline e di diversi anche servizi. Volevo cogliere questa occasione per farvi gli eminenti auguri per le festività di Natale e per le festività, e augurare a tutte le ragazze nelle varie squadre di mettercela tutta. So che voi non frequentate l'attività solo nella stagione sportiva, molte di voi la continuano anche d'estate con delle iniziative molto belle che la società ha sempre messo in campo. Quindi di questo io vi incoraggio e mi raccomando ai genitori, stategli accanto e sostenetelo, perché questa è veramente una bella disciplina. Grazie a tutti. Io volevo adesso passare la parola a Simone, che ringrazio in maniera particolare per essere oggi qua a fianco, a dimostrazione del lavoro fatto e di questi passaggi che sono veramente importanti per noi, per mostrarci, non solo per mostrarci, ma per mostrare anche la qualità del lavoro. Grazie a tutti. Io dovrei ringraziare per l'invito e per l'opportunità di conoscere questa bella e numerosa realtà. Voi vi chiederete cosa c'entrano le istituzioni, cosa c'entra il comune con la presentazione di una squadra sportiva. No, posso oggi questa domanda, lo sport.
è un divertimento, è educazione, è fatica, è impegno. Le istituzioni sono una cosa un po' noiosa, un po' lasciata lì, fanno le cose loro, i bilanci, le regole, le libere, le leggi, no? Non c'entra niente. In realtà entrambi si occupano della città. Il comune, lo sport, le associazioni sportive hanno un unico obiettivo: cercare di far crescere una città migliore, uno spazio cittadino migliore e dare alle persone che la abitano delle possibilità in più rispetto a quelle che hanno. E allora una città è tanto più ricca quante più realtà ci sono tra il cittadino solo e l'istituzione sola. In tante più associazioni, corpi intermedi, realtà associative, sportive, culturali, gruppi musicali esistono, tanto più una città può essere ricca, solidale, attenta e capace di creare ricchezza in termini non materiali. Ecco, io credo che questa bellissima squadra e questa bellissima realtà che il gruppo Terraglio racchiude, è un'esperienza che va al di là dello sport, va al di là del solo agonismo, del solo fare le gare, ma si inserisce in una sfida educativa molto più ampia. Noi abbiamo, lo sport ha una grossa responsabilità insieme alla scuola, insieme al mondo culturale, quello di aiutare la crescita di generazioni consapevoli con dei valori sani. Credo che il gruppo Terraglio affianchi all'attività sportiva questo. Ho voluto davvero accogliere l'invito per incontrarvi, per farvi i complimenti, perché siete una squadra, siete delle squadre, 19 squadre che ciascuna per il suo conto è riuscita a ottenere importanti risultati, importanti riconoscimenti anche dal punto di vista agonistico, ma so che alla base c'è qualcosa in più, ed è quella comunità che si è creata intorno alla realtà del Terraglio, della polisportiva Terraglio, che ogni giorno semina qualcosa di più. Ecco, io credo che su questa strada il gruppo Terraglio insieme con il comune potranno fare molte altre cose, con lo scopo di far sì che la nostra città, ormai vasta, diffusa, non solo Mestre o Venezia, ma ormai l'intera area metropolitana, possa essere una zona, un territorio sempre ancora più ricco, più divertente, più bello da vivere, con più prospettive e più opportunità per tutti. Quindi davvero un saluto da parte di tutta l'amministrazione comunale, da parte del sindaco, un augurio di buon Natale e ci vediamo con l'anno nuovo per nuovi traguardi e nuove sfide. Grazie. Prendiamo in parola per i progetti. Posso segnare un appunto. Allora, noi adesso continuiamo e facciamo un po' il sunto della stagione precedente prima di introdurre quella nuova, semplicemente perché la stagione che si è chiusa lo scorso anno per noi è stata una stagione molto importante per i risultati che abbiamo ottenuto e che mi piace ricordare, insomma, non per autocelebrarci, ma perché quando si riesce a combinare qualcosa, insomma, tanto vale ricordarlo e per dare un senso anche al lavoro che hanno fatto le ragazze e gli allenatori, che non è un lavoro soltanto, cioè che è un lavoro di qualità e che porta dei risultati. Allora io adesso faccio un piccolo riassunto, ecco, la promozione, la vittoria della Coppa Venezia che ci ha portato in seconda divisione, che adesso Marco sta facendo molto bene. E nel trofeo del 12 da Cinzia siamo arrivati alle finali, la 12 CSI ha vinto il campionato provinciale, siamo andati con me come accompagnatore a Montecatini, che già quello varrebbe, va bene. L'Under 11 della Cinzia ha vinto il titolo provinciale e poi qui magari ci torniamo. La 18 CSI di Marco è campione regionale, è arrivata seconda ai campionati nazionali e finalmente a me fa particolarmente piacere che è un gruppo che seguo io, insomma, la prima squadra è riuscita a rimanere in Serie C. Noi eravamo abituati ad andare in Serie C per poi tornare giù, per poi una sorta di effetto fisarmonica, quindi io sono molto lieto e colgo l'occasione per pubblicamente complimentarmi con le ragazze per aver tenuto la categoria e speriamo che quest'anno le cose continuino così, voglio essere ottimista. Ecco. Adesso c'è un piccolo filmato che ripercorre alcuni momenti salienti, rapido, non preoccupatevi, della stagione precedente. Se Matteo lo facciamo partire, magari full shot, non lo so, si vede, non confido, molto bene.
giocate, Allora, ricollegandoci a questo bel filmato, noi adesso vorremmo chiamare gli attuali campioni, finché Under 11 ormai molto invecchiato, cioè diventate Under 12, per così, dar loro un riconoscimento. Chiederei, così giusto per creare un po' una continuità tra la prima squadra, dalla base e, chiamiamolo così, il vertice, così, che suoni come augurio e come aspettativa da parte nostra che le ragazze e i giovani di oggi, insomma, o domani, sostituiscano le attuali atlete della prima squadra. Chiamerei la Silvia, capitano della C, l'Irene, qualcuno, insomma 3-4 ragazze qui, che per farvi da loro consegnare il premio che abbiamo preparato. E state lì che adesso vi chiamiamo una per volta. Sì, assolutamente sì. Vedete là, ragazze. Va bene, allora partiamo. Laura Baraldi Marinetti Marchesa. Vieni qui che aspetti i tuoi compagni, così poi fate una bella foto. Masha Berbici. Scusa per la pronuncia, non so. Giorgia Lizza.
Giorgia Franzin. Aurora Santi. Federica Favaro. Brava. Sara Lizza. Elisa Martini. Alessia Labriola. Agnese Binin. Ginevra Girardo. Brava. Letizia Ongari. Va bene, allora altrettanto facciamo per le ragazze promosse in seconda divisione, una dietro l'altra, perché sono più grandi, più rapidi, più scattanti. Fontanella Sara, Costantini Rachele, e ci sono Peruzzi Laura, Capone Chiara, c'è anche lei, una figura che si chiama Chiara, sì, Donadel Giorgia, che sono un po' una rappresentanza del gruppo. C'è Francesca, scusa Mesic, scusami, Francesca Besatta, sono anziana per molto meno. Bene. Prova. A posto, funziona. Avete sorriso al fotografo? Potete andare allora. Grazie, grazie ragazze. Allora, dicevamo all'inizio, mi collego al discorso di apertura, è un anno abbastanza incredibile per noi, perché sfondiamo quota 300 atlete in palestra, che credo sia un record assoluto per una società di pallavolo. Abbiamo 3 gruppi under 12, abbiamo 2 mini volley numericamente importanti e abbiamo ovviamente in mezzo anche il gruppo under 11. Quindi la base di questa società sta crescendo ed è sicuramente la cosa più importante per il futuro della società sportiva, e sta crescendo la qualità del lavoro che stiamo facendo, perché comunque io ho il piacere di girare per le palestre, di vedervi in palestra, di condividere tanti momenti con voi, e siete partecipi, ci siete. Abbiamo fatto come ogni anno un ritiro in montagna con 73 ragazze in una settimana, anche in quel caso devo dire record assolutamente storico, e la cosa forse più bella per chi ha avuto il piacere di esserci in montagna insieme a me è stato vedere le ragazze della 18 lavorare insieme alle ragazze dell'Under 11. Credo che sia il top per una società, insomma. E ritengo importante sottolineare che il lavoro che stiamo facendo tutti assieme passa da tutta una serie di servizi che vengono offerti alle ragazze e alle famiglie, soprattutto per aiutarvi nel raggiungimento degli allenamenti e delle partite, con il servizio navetta, che ormai
è impossibile girare per Mestre senza vedere un pulmino dell'Atteraglio Volley, ok? Quindi direi che sono partite le immagini del camp, giusto? Del campus. Esatto, campus che è un altro momento fondamentale della nostra stagione. Ecco, questa è... Allora, dicevamo, il campus è un altro momento importantissimo della stagione perché si continua a lavorare ma ci si diverte, si sta insieme. Ormai seconda edizione, quest'anno abbiamo coperto praticamente tutto il mese di luglio, chissà l'anno che viene se riusciamo a avere qualche risorsa in più, qualche palestra in più. Presidente, devi tornare a venire al camp, se no te li perdi sti momenti. Allora appunto il camp che non è solo lavoro in palestra, ma è tanto divertimento. Forse troppo, cosa dite? No? Non vorreste qualche allenamento serale in più? Siete sicure?
Non lo so se sono in fondo. Poi c'è la terza divisione di Domenico Lazzaro, non so quante ce ne siano, se ce n'è qualcuna, se ce n'è qualcuna eccole là, va bene, sono presenti. L'altra terza divisione di Girotto, di Giorgio Girotto. Dove sei Giorgio? Lui è là. L'altra del 14 di Teruzzi, Massimo. Massimo ci sei? Massimo visto, eccolo là. Poi i 3, 4, 5, 6 gruppi Cinzia, nessuno più in grado di sapere quanti sono, comunque la 13, la 12, Cinzia e 14, 13 che fa anche la 14, Cinzia, Bartuccio, Michele, Alzetta e Luca Levorato come preparatore atletico, sono tutti qua. Forza, grazie, capo, allora, gruppi under 13 e under 12 di Roberta Zennaro, la Roby l'ho vista, sì. E poi la 12 di Marina Bertolin, l'under 12 della tennis, Beatrice Donadel, sì. Poi l'under 11 il gruppo mini volley di Girotto Irene, il mini volley di Elisa Gallo. Troppe squadre, troppa gente, adesso me non resta che fare i ringraziamenti. Ringrazio ovviamente la Polisportiva, che è la nostra un po' casa madre, la Fisiosport, che è un'altra società del gruppo a cui ci rivolgiamo per riattaccare i pezzi delle ragazze che ogni tanto perdono qualche articolazione, in particolare Claudio Pavanello e Elena Pinton, che ci hanno sempre dato una grossa mano, insomma, in termini di disponibilità. Poi un po' tutti i dirigenti accompagnatori, ecco, delle varie squadre, e anche per la mano che ci stanno dando adesso nell'organizzazione del torneo del 12-14 che stiamo qui facendo a Natale, in ordine rigorosamente alfabetico: Bacci Roberto, Fusaro Paolo, prevali con lui con gli altri, il grande Matteo Treggia, Andrea e a sua volta, che sono dei punti di riferimento per noi pulmini, l'organizzazione dei planning per i pulmini, che sono, vi assicuro, una cosa complicatissima, tanto vero che io mi guardo in generale, insomma, difficile. Poi chi mi resta da ringraziare? L'SC Solution di Simone Campagnaro, che da qualche parte l'ho visto prima, e Simone come dirigente accompagnatore, quindi ci date la mano. Tra l'altro, per quanto la cosa che chi lo ha visto fisicamente possa sembrare incredibile, lui prova anche a giocare a pallavolo in un gruppo prima divisione maschile, che sembra, guardando lui, sembrerebbe un gruppo di recupero per gente sovrappeso. Invece vi garantisco che ci sono ragazzi validi, molto bravi, che anche vedendoli si capisce che possono giocare a pallavolo, lui invece no. E tutti i pulministi, insomma, a me non resta che farvi veramente un ringraziamento per essere stati qui, tantissimi auguri da parte di tutti noi. C'è un buffet, chi arriva prima per la lotta mangia di più.